Una vera e propria lotta contro il tempo per proteggere gli immobili danneggiati dalla grandine eccezionale e pure dalla pioggia, in ore di nuova allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia. Portegliano, in provincia di Udine, è un po' il simbolo della devastazione diffusa, dove si interviene su tetti di abitazioni private, edifici produttivi, capannoni di stalle e aziende agricole, puntando martedì come termine per completare l'opera. Questo è l'obiettivo. Noi abbiamo attivato naturalmente tutta la filiera di protezione civile per dare supporto ai vigili del fuoco che fanno queste operazioni, quindi i sacchetti di sabbia per vincolare i teli sui tetti, tutta la parte logistica e quanto necessario per consentire a questi 200 operatori di lavorare a pieno regime. Interventi provvisori e preventivi che hanno lo scopo di difendere le diverse strutture da ulteriori danni causati dalla pioggia. Abbiamo più di 60.000 giornate uomo all'attivo, abbiamo più di 3.000 volontari che sono stati impiegati e diverse centinaia di mezzi. Naturalmente abbiamo dovuto attingere anche alle attività di noleggio per consentire di avere delle piattaforme che sono delle attrezzature che normalmente noi non usiamo, e quindi ci siamo rivolti, diciamo, al mercato per acquisirle e metterle a disposizione sia del soccorso alpino sia dei vigili del fuoco a supporto di quelle che hanno in dotazione. L'enorme massa di rifiuti prodotti in queste giornate di soccorsi dovrà poi essere smaltita in modalità altrettanto eccezionale. In accordo con le aziende costruito e stiamo per diramare queste linee guida che consentono sia ai privati che alle aziende di capire quali sono le regole per poter raccogliere, conferire e permettere poi alle aziende di smaltire i rifiuti che per ogni tipologia prevista potranno essere appunto allontanati a carico chiaramente con oneri a carico della Regione. La preoccupazione principale degli abitanti, inutile nasconderlo, riguarda i rimborsi, il loro importo e quando potranno essere erogati. Noi stiamo ancora completando la ricognizione, che è molto complessa, che è molto ampia, e quindi contiamo il 7 di agosto di completare una prima fase di ricognizione per dare al governo una prima cifra seppur parziale, ma che rende l'idea su tutti i comuni di quello che è stato il danno.